La 17ª giornata di prima categoria B vede affrontarsi al 25 aprile l'Ampicasassa di Mister Vigna e la Ruentes di Mister Pernigotti. Gli ospiti, inseriti a pieno titolo nella zona playoff, mirano a conquistare i 3 punti in palio per mantenere a debita distanza le dirette inseguitrici, tra cui appunto troviamo l'Ampicasassa a quota 24 punti. Al 12° della prima frazione, Cocuzza, per i padroni di casa, tenta in 2 occasioni di sfondare, ma la prima conclusione di testa viene respinta da Devoto e la successiva girata di sinistro termina sul fondo accarezzando il palo. Bisogna attendere 20 minuti per assistere nuovamente a qualcosa di interessante. Protagonisti sono gli ospiti con Olmo. La sua conclusione non impensierisce tuttavia Giarratana. Ancora ospiti in azione offensiva al 42°. Lalli verticalizza per Celano, ma anche in questa occasione il risultato non si sblocca. Si passa alla ripresa e più precisamente al 2° minuto. Il tentativo dal limite di Ermenegildo per la Ruentes non sortisce alcun patema all'estremo di casa. Gli ospiti replicano al quinto con una bella girata di Olmo. La sfera colpisce il palo esterno e termina a fondo campo. Dopo un'altra lunga pausa di inattività per i numeri 1 in campo, si giunge al 39° con l'occasionissima per la Ruentes. Olmo si libera con una spallata di Dalmazzi e si presenta al cospetto di Giarratana. Quest'ultimo chiude bene lo specchio all'attaccante e il tiro che ne consegue non porta ad una variazione del risultato finale, che si attesta sullo 0-0. Poche emozioni quest'oggi al 25 aprile. Per la Ruentes la testa è già rivolta all'importantissima gara della settimana prossima contro il Bargagli, mentre l'Ampicasassa affronterà in trasferta il Burlando.